Io mi chiedo, ma con una scuola così non vi verrebbe voglia di studiare? Ecco, consentitemi di cominciare scherzosamente, però diamo questa notizia, se volete di periferia, se volete marginale, ma il benessere, lo star bene, la qualità della vita si misura anche con queste opere, con questa presenza di servizi. Quella che vedete nella fotografia, amici di Radio Piave, vi invito a vedere poi la rassegna stampa sui nostri social, è la nuova scuola media di Alpago che è stata realizzata a Puos e l'edificio scolastico verrà inaugurato sabato, ci dice il Corriere delle Alpi. Finita la nuova media a Puos, sabato il taglio del nastro. Si tratta di un edificio molto bello a vedere da fuori, sicuramente avrà il massimo delle funzionalità anche all'interno. La scuola media attende quindi i ragazzi e li attende con un edificio molto bello. Grazie anche ai grandi investimenti che si stanno facendo con il PNRR un po' in tutta la provincia, insomma, la situazione delle nostre scuole, degli edifici scolastici è sicuramente in netto generale miglioramento e questo dovrebbe regalare comfort ai ragazzi, insieme al comfort se non distruggeranno tutto, perché diciamoci che a volte purtroppo c'è questa, si verifica insomma questa pulsione a rovinare le cose comuni, insomma, ecco, speriamo insomma, che invece induca il rispetto verso chi investe, la comunità, insomma, chi usa i soldi pubblici per investire i soldi. L'articolo è di Ezio Franceschini. Sarà inaugurata sabato alle 11:30 a Puos la nuova scuola media di Alpago, un intervento importante e atteso nell'ambito delle strutture dedicate alla formazione scolastica, iniziato con la precedente amministrazione comunale dall'allora sindaco Umberto Soccal a seguito di un concorso di idee di un tavolo di lavoro a cui avevano preso parte sia gli ex assessori Vanessa De Franceschi e Federico Costa che l'ingegnere Luca Facchin e l'architetto Alessandro Lazzari, referenti dell'ufficio tecnico. Soddisfatto l'attuale sindaco di Alpago, Alberto Peterle, che in quell'amministrazione ricopriva il ruolo di assessore al bilancio. Sarà una giornata storica per il comune di Alpago perché è l'opera più importante e costosa nella storia del comune dalla fusione in poi, dice appunto il sindaco, la fusione tra i comuni dell'Alpago può far è sicuramente una grande opportunità per i ragazzi che la frequenteranno perché offre spazi didattici moderni e accoglienti per i giovani che sono in una fase cruciale della loro formazione scolastica. Ecco, questo lo sottolinea il sindaco, è detto bene quello che cercavo di dire io prima, insomma i ragazzi a questa età sono in una fase molto importante per la loro formazione ma anche per la loro educazione, l'inizio dell'adolescenza, poterlo fare dentro un contenitore, poter attraversare questo periodo dentro un contenitore così pensato insomma per offrire il massimo, insomma è una cosa molto importante. Dunque, solo due date ancora, pensate che questo intervento è costato 4 milioni e mezzo di euro, tenendo conto dell'aumento dei costi avvenuto in questi anni. La copertura economica è stata garantita da un finanziamento di 1.800.000 dal Ministero per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica, tra l'altro in Alpago insomma c'è anche il problema no, della sicurezza sismica, quindi insomma bene anche da questo punto di vista. Il cantiere era stato aperto nel 2021, dice l'articolo di Franceschini che ricorda le tappe di questa realizzazione. Il comune di Alpago può contare su una struttura al passo con tutti i più moderni standard di sicurezza e di comfort. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Alpago, Francesca Montalto, lo scorso anno aveva definito la realizzazione della nuova scuola un evento importante per tutta la comunità dell'Alpago e del Bellunese e un esempio di innovazione e flessibilità per le giovani generazioni. Ecco, io ho cominciato, ripeto, con questa notizia, se volete, minore, no? Però credo che ne abbiamo bisogno di piccoli passi per migliorare. Sempre dal Corriere delle Alpi e a proposito di giovani, volevo segnalarvi la presenza a pagina 7 di una importante, secondo me, intervista al politologo ed esperto della società veneta che è Ilvo Diamanti e il virgolettato che riprende le sue affermazioni diventa titolo è proprio questo: i giovani, specie in via di estinzione, bisogna aprire sulla cittadinanza.
Ilvo Diamanti, sociologo e politologo, analizza le società e la società nostra e i mutamenti. Il Veneto, dice, ha sempre anticipato tutte le stagioni della politica italiana. E forse sarà anche per questo che sul discorso, per esempio, della cittadinanza, Zaia si è già espresso in modo molto più aperto di quanto non abbia fatto Salvini. Insomma, può anche essere che noi veneti dobbiamo prendere coraggio e fare da battistrada in Italia, non dobbiamo sentirci di sicuro inferiori rispetto ad altre zone dove magari sono più indietro come cultura, insomma, cultura dell'integrazione in questo caso, no? Un po' paradossale dirlo nella terra della Lega, consentitemi che nei primi anni, ricordiamocelo, insomma, cosa diceva il sindaco Gentilini di Treviso, ok? Però, insomma, poi c'è stata un'evoluzione e adesso forse si ragiona in modo un po' diverso, ok? Un po' con fatica, ma insomma. Allora, una delle domande che Enrico Ferro gli pone: la chiave per risolvere questo problema potrebbe essere aprire sulla cittadinanza con lo ius soli piuttosto che con lo ius scholae? Certo, lo dico da tempo, risponde Diamanti, il mondo deve essere aperto. Molti un tempo ostili al tema della cittadinanza adesso hanno cambiato atteggiamento, a partire dagli imprenditori. Domanda. Dunque, pochi giovani e quelli che ci sono un po' se ne fregano perché non vanno a votare. E lui risponde, sotto i 30 anni l'indice di astensionismo è circa del 25%, mentre quello totale è attorno al 30%. Per categoria socio-professionale gli studenti sono al 28%, ma lo fanno consapevolmente, è un'astensione consapevole. Tra i giovani che scelgono di recarsi alle urne, invece, il primo partito è il Movimento 5 Stelle. E poi si parla ancora del tema della politica, dell'adesione alla politica, ma anche dell'impegno dei giovani. Diamanti dice: io sono convinto del fatto che il non voto sia un voto, non è solo una fuga. Se osserviamo le motivazioni del non voto alle ultime europee, la maggioranza indica come ragione principale il deficit di rappresentanza. Ecco, ci sono molte affermazioni interessanti. Voglio essere drastico: il mondo non è più diviso in due, i muri sono dei problemi, ma marcano anche delle divisioni. Se ci sono divisioni si può comunicare e infine negoziare. In altre parole, l'altra faccia della caduta del muro è l'instabilità a cui tutti noi oggi assistiamo. Ecco. L'ultima domanda e l'ultima risposta. E in Veneto qual è lo stato della democrazia di Luca Zaia? Grandi partiti, piccole città e piccole imprese, risponde lui. Il Veneto è la regione che ha anticipato tutte le stagioni della politica italiana e continuerà a farlo. Ecco, mi fermo qui nella lettura all'interno degli articoli del Corriere, vi faccio vedere la prima pagina comunque del giornale che ha un approfondimento di Francesco Dalmas che raccoglie testimonianze sul fatto che la pianura sarebbe diventata troppo calda per le vigne, per la produzione del vino. I produttori puntano sulle coltivazioni in quota, ma bisogna vedere insomma se così sarà veramente. Fatto sta che il titolo un po' la spara e dice vigne fino a 1000 metri. È chiaro che conosciamo anche dalla toponomastica Col Vignas ad Agordo, vuol dire che c'erano vini, insomma, quindi le vigne, per cui non sarebbe niente di strano, insomma, anche che tornasse il vino un po' più in su, ecco. IRPEF, un affare per pochi, la CISL attacca, nella nostra provincia saranno 110.000 i contribuenti esclusi dalle novità allo studio del Ministero dell'Economia. L'ipotesi di riforma sugli scaglioni fiscali non porterebbe alcun beneficio per il 70% dei bellunesi. C'è un lungo approfondimento sulla crisi dell'auto tedesca che spaventa il nord-est, crisi in generale, l'economia tedesca frena, sapete che la Volkswagen è nettamente in rosso ed è la seconda azienda produttrice più grande del mondo dopo Toyota. Il momento non è facile, si parla di grossi tagli, si parla di un piano di rientro per miliardi entro pochi anni, scusate, entro 4-5 anni, con la probabile necessità di chiudere un importante stabilimento in Germania. Insomma, non sono bei segnali e anche i tedeschi di fronte a queste preoccupazioni, sapete bene poi anche
come votano, no? Quindi insomma ci sono tante cose che andrebbero tenute d'occhio. Noi qui comunque vi diamo solo degli spunti, su questi nostri giornali trovate un sacco. Sul Gazzettino volevo farvi vedere pagina 12, andare subito a pagina 12, anche per rivolgervi così un appello, pagina 12 del Nazionale. Nasce la Cineteca dei Papi, cerchiamo filmati veneti, dice il titolo, intesa tra Regione, Ministero della Cultura e Fondazione MAC per valorizzare i video, appello alle famiglie, qualcuno potrebbe conservare ancora le bobine delle cresime e si pensa ai tre pontefici Trevigiano Pio X, Giuseppe Melchiorre Sarto, trevigiano di Riese, è stato Pio X dal 1903 al 1914 e poi il grande patriarca Giovanni XXIII, l'ex patriarca Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, è stato poi papa dal 58 al 63 e poi il nostro papa, il bellunese Giovanni Paolo I, Albino Luciani da Canale d'Agordo, è stato Giovanni Paolo I per 33 giorni nel 1978. Una cineteca dei papi veneti per nascita o per apostolato, cioè nati veneti oppure venuti qui a fare il loro apostolato come Roncalli appunto che per tanto tempo fu patriarca di Venezia. È l'obiettivo dell'accordo tra la Regione, il Ministero della Cultura e la Fondazione MAC, Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, voluta da Papa Francesco. Dobbiamo essere bravi custodi della memoria per immagini e trasmetterla ai nostri figli e ai nostri nipoti, ha detto il Papa, no? Allora noi adesso saltiamo il grosso di questo articolo, trovate i dettagli a pagina 12, ripeto, del Gazzettino in pagina nazionale, però avete capito il tema, tra l'altro appunto sono anche i giorni della mostra del cinema, quindi si parla di video, si tratta comunque di un tema insomma che ci riguarda tutti perché immagino che anche in provincia di Belluno ci possano essere dei video con Luciani. Video con Luciani che interessano questa Cineteca dei Papi che nascerà quindi nel Veneto, per cui chi avesse materiali si faccia vivo perché a questo punto è interessante replicarli, riprodurli e conservarli. Per esempio si fa l'appello anche per la diocesi di Vittorio Veneto, si cercano filmati relativi a scene come questa. Si vede un Luciani giovane, l'allora Monsignor Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto dal 58 al 69 con alcuni chierichetti. Il bellunese è diventato patriarca di Venezia prima di essere eletto Papa Giovanni Paolo I. Ecco, immagini, foto, video, chi ne ha le consegni, le metta a disposizione, questo è l'appello. Ovviamente oggi come oggi le immagini possono essere riprodotte, non è che si dice di cedere un originale, si dice di poterlo replicare. Ecco. Questo per quanto riguarda l'edizione nazionale del Gazzettino, non scendo negli altri molti particolari su cui sarebbe necessario riflettere, gli atti di guerra per esempio. Andiamo alla prima del Gazzettino di Belluno, il 2024, titolo di apertura, è l'anno del caldo e della pioggia. Dal 1984, dice il sommario, è il quarto anno per piovosità, segni del clima che cambia. L'approfondimento occupa le prime due pagine del Gazzettino nell'edizione di Belluno. Il mese di agosto 2024 ha mostrato un comportamento pluviometrico diversificato nella provincia di Belluno con precipitazioni che variano significativamente da zona a zona. In generale le Prealpi e le Dolomiti meridionali hanno registrato un deficit pluviometrico marcato con scarti negativi tra il 35 e il 65%. Pensate, io non me ne ero reso conto rispetto alla media storica. A livello annuo il bilancio pluviometrico dal 1 gennaio al 31 agosto mostra invece un surplus di precipitazioni significativo in molte località della provincia. Tra i dati più rilevanti quelli di Sant'Antonio Tortal, dove le precipitazioni hanno superato del 78% la media storica. Feltre con un aumento del 70%, anche altre località come Forno di Zoldo più 59 e Alpago più 50 hanno registrato incrementi pluviometrici considerevoli. Nonostante questo il 24 si conferma come il quarto anno più umido di sempre, adesso c'è ancora un bel po' di anno davanti, però insomma confermando la sempre più marcata imprevedibilità del clima. Fa caldo, però ci sono anche conseguenze positive sull'economia. Con l'aumento delle temperature fanno festa almeno gli agriturismi, luglio-agosto da record per gli agriturismi in quota del bellunese, mentre il caldo anomalo di questo fine
estate sembra aprire le porte al successo delle strutture in collina come Valbelluna, Feltrino e Alpago, un bilancio positivo anche per i pernottamenti. E il titolone centrale però è dedicato al bob, alla pista da bob, al lavoro anche di notte. Coinvolti anche gli esperti locali come Rezzadore, storico, allenatore del bob, e Ottaviani, mentre i lavoratori saliranno da un centinaio a 170, quindi entra nelle fasi cruciali il cantiere di Ronco per la nuova pista da bob, turni notturni, raddoppio del numero dei tecnici in azione, mentre l'esperienza, le conoscenze, la pratica degli uomini del Bob Club Cortina, ecco qui la Cortina in Cadore, il bob non è trapiantato, non nasce dal nulla, c'è una tradizione grossa, importante. Ecco, queste esperienze potranno rivelarsi utili nella fase di realizzazione vera e propria della pista. In questi giorni, in attesa della fase dello spritz beton, lo spruzzo del cemento con una lancia ad aria compressa, l'impresa incaricata della costruzione dell'impianto ha interpellato Gianfranco Rezzadore, presidente del sodalizio sportivo, già pilota della nazionale per molti anni alla guida dei taxi bob sulla vecchia pista Eugenio Monti. Con lui Loris Ottaviani, autorevole interlocutore dei tecnici per la sua esperienza di pilota, di atleta del bob, poi istruttore e allenatore della nazionale italiana, in particolar modo per la disciplina del monobob paralimpico. La polemica Mountain Wilderness contro tutti, dice che la Fondazione Dolomiti UNESCO ha di fatto tradito lo spirito iniziale e mancato gli obiettivi. È una critica molto dura. Pagina 10 di Bona riassume la comunicazione che porta alla data dell'altro ieri. Dolomiti Bus, pronte nuove agevolazioni su Investi Scuola, che diventa sempre più appetibile, l'abbonamento per gli studenti. Feltre più accessibile grazie agli ascensori. Il municipio inaccessibile presto potrebbe diventare solo un brutto ricordo. Entro un paio di mesi i disabili, anche momentanei, una distorsione, una frattura agli arti inferiori, rischia oggi di non consentire l'ingresso alla sala degli stemmi. Dovrebbero avere la possibilità di accedere sempre e comunque all'edificio sede dell'amministrazione comunale, un pezzo di storia che, data l'antichità di Palazzo Pretorio, grazie all'impegno dell'amministrazione Fusaro e del suo predecessore Perenzin e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ecco, un pezzo di storia, l'inaccessibilità che verrà cancellato, scrive Tibolla a pagina 7. Belluno, squadra volanti affidata a una 28enne, la priorità, dice, va sempre alla prevenzione. La donna di sinistra sarà il nuovo capo, e invece Benvenu verrà trasferito a Torino. Cambio della guardia ieri in questura al vertice dell'ufficio soccorso pubblico e volanti. Dopo 2 anni Valentina Benvenu, trasferita alla questura di Torino, lascia il timone del dipartimento nelle mani di Sofia Pierini, 28 anni, di Macerata. 2 anni intensi, quelli trascorsi da Valentina Benvenu all'ombra delle Dolomiti. Longhi ne riferisce a pagina 5. I buddisti impegnati per il post Vaia è la foto centrale. Rivinallongo, una comunità buddista, interviene economicamente a sostegno delle azioni per il recupero dei boschi. Con questo mi fermo qui. Avete seguito la rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Oggi è mercoledì 4 settembre, vi auguro una buona giornata. Seguiteci su Radio Piave e su www.amicodelpopolo.it. Ciao a tutti, buona giornata da Luigi Guglielmi.